Pronto? Pronto? Antonio? Ma chi è? Sono Franz, Antonio. Franz Bolstein. A quest'ora? Dica, l'ascolto. Devo vederti. Vedermi? Quando? Questa mattina, verso le 9. Scusi, ma mi è proprio impossibile venire da lei oggi. Mi spiace, Antonio, ma deve assolutamente essere oggi. Ma lo sa meglio di me, non possiamo vederci domani, anch'io ho i miei appuntamenti. Non cascherai il mondo solo per questo, no? Capisco che hai i tuoi appuntamenti, ma è urgente che io ti veda entro oggi. Ti è possibile venire stasera? Sarò in ufficio fino a molto tardi. Ti aspetto. Farò tutto il possibile, ma non le prometto niente di sicuro. D'accordo? Arrivederci. Accidenti. Antonio Olivieri, il signor Bolstein mi aspetta. Avanti. Antonio, mi fa piacere vederti libero. Fa piacere anche a me, signor Bolstein. Bolstein. Dopo quello che è accaduto, chiamami Franz e dammi del tu. Allora, è andato tutto come avevo previsto? Per mia fortuna. Certo, non potevo permettere che tu pagassi per me. Corrompere i giudici mi è costato molto caro. Ma adesso è finita, caro Antonio. Continuerai a lavorare per me, vero? Sai, il traffico di valuta crea un po' di problemi oggigiorno qui in Italia. Sì, è vero. E mi sembra che ne hai fatto esperienza sulla mia pelle. Sì? Avevo detto di non disturbarmi per nessun motivo. Mi dispiace, signor Bolstein, ma ci sono quei due tedeschi di Colonia e sembrano molto irritati. Hanno detto che devono assolutamente vederla. Ma perché? Cosa vogliono? Dicono che non ha risposto affatto il loro telex. E allora hanno deciso di venire di persona apposta a Milano dalla Germania. Mi dispiace, Antonio. Farò prestissimo. Guten Morgen. Warum haben Sie mich nicht Entschuldigen mich, geantwortet? lieben Herren. Ich bin direkt von Köln gekommen. Es tut mir leid, es ist nicht korrekt. Scusami di nuovo, Antonio. Ah. Belle queste fotografie. Già. Allora?
Che cosa devo fare per te? Ancora non mi hai detto perché mi hai fatto venire qui stasera. Senti, Antonio, stavolta non si tratta di operazioni sporche, però è un incarico della massima fiducia. Che c'è ora? E lei cosa vuole? Signor Bolstein, le ho portato la corrispondenza da firmare. Non ora. Fuori. Non mi disturbi per nessun motivo. Ti interessa uno di quei quadri? Non credo che te lo possa permettere. Organizzare il furto di un quadro oggi costa centinaia di milioni. Veniamo al punto. Ti ricordi di mia figlia Nicoletta? Sì, certo, me la ricordo benissimo. È sempre stata una ribelle, un'introversa. 15 giorni fa è scappata di casa. Se n'era andata altre 2 volte, ma poi era ritornata. Questa volta deve essere capitata in una brutta compagnia. C'è stata una prima richiesta di soldi, mi telefonò lei stessa e glieli fece avere. Ora c'è stata una richiesta molto più forte e chi mi ha telefonato si è definito un suo amico. Capisco. E allora? Mi sembra chiaro. Quei mascalzoni mi stanno ricattando e io non sono uomo da subire ricatti. Lo so. Ma che c'entro io in questa storia? Antonio, me la devi riportare a casa. Nicoletta, queste sono le sue foto di circa 2 anni fa. Nicoletta non è più la stessa. E non sono più capace di controllarla, capisci? La tratto con dolcezza e invece lei si ribella, mi minaccia e... Da quando ha perso la madre io sono l'unica persona al mondo che ne è responsabile. Ora è di nuovo fuggita. Io la rivoglio qui. Voglio che stia qui, con me. E non voglio subire ricatti. Voglio che tu vada a cercarla. Trovala. E riportamela. D'accordo, ma come? Questo è il compito tuo. Naturalmente sarai ben ricompensato. Come sempre, del resto. E questa volta non è un lavoro sporco. Sì, certo. Ma non ho capito una cosa. Perché Nicoletta ti odia tanto da fuggire? Beh, forse non lo sai. Ma Nicoletta non è mia figlia. Nicoletta è figlia di primo letto di mia moglie. È nella sua mente malata. In colpa della sua morte. Un giorno mi disse che Lucy non poteva essersi suicidata, amava troppo la vita, e che io l'avevo somministrato il veleno. Dio sa quanto l'amavo, e voglio proteggere Nicoletta. Ecco una lista di nomi e indirizzi. È tutto quello che ho trovato su Nicoletta e i suoi amici. Ecco la sua foto. Riportamela, Antonio. E qualunque sia il prezzo, non importa. Buongiorno, signor Antonio. Prende il solito? No, grazie. Devo soltanto fare un po' di telefonate. Mi dai il telefono, per favore? Prenda questo. Così si mette comodo. Grazie, Valentino. Grazie.
ricerca si presenta un po' difficile. Nessuno sembra conoscerla. Riportamela, Antonio. Qualunque sia il prezzo, non importa. Barbara. Riproviamo con lei. Pronto? Sì, di nuovo io. Allora, Barbara. Si è decisa? Sì, dove vuole. In un bar? Non le va bene. Come ha detto? Allora dica lei. Qualsiasi altro posto. D'accordo, mi sta bene. A che ora ci vediamo? Aspetti, prendo nota. Sì? Sì. A tra poco. Barbara? Ma che, sei scemo? Chi credevi che fossi? Quanti appuntamenti hai qui? Metti 200 sul cofano e sali in macchina. Certo. Allora, 100 per parlare. Le altre 100 se parli bene, d'accordo? Ok. Avanti, vai dentro. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei parlare con la professoressa Giusti. E chi devo annunciare?
Antonio Olivieri, ho un appuntamento. Prego, si accomodi. Prego. Tornavo a Milano, ai miei affari di tutti i giorni, sperando che il tempo mi avrebbe fatto dimenticare lo scopo del mio viaggio. Mi fa accendere, per favore? Certo. Grazie. Pronto? Ah, sei tu? Sì, ma certo che sono contento che tu venga a trovarmi ora. No, non mi aspettavo la tua telefonata a quest'ora della notte. No, stavo giocando a scacchi. Sì, poi ti spiegherò. Sì, a presto. Ti aspetto. Ciao. Decisi di aprirmi con Paola, di dirle di questo mio rimorso, di questo ricordo che mi tormentava, di questa sensazione che avevo e che non riuscivo ancora a definire.
Lei per i soldi è disposto a tutto, signor Antonio. Paola, mi capisci? Non posso. Devo andarmene. Devo tornare da lei. Ormai la mia decisione era presa. Dovevo assolutamente portare via Nicoletta dalla casa di cura, a qualsiasi costo. Forse in qualche modo avrei potuto convincere il professor Bauer. Ma che sta dicendo, signor Olivieri? Ma si rende conto di quello che sta chiedendo? Portare via la signorina Bolstein dalla nostra clinica. Non capisco. Prima la porta qui e poi se la vuole riportare via. E non è nemmeno un parente. I rimorsi di coscienza, gli scrupoli, se li poteva far venire prima. Il suo atteggiamento è persino offensivo. La ragazza non si muoverà di qui. Soffre di una grave forma di deperimento psicofisico. Lei ha già avuto quello che doveva avere. Il suo compito finisce qui. Sparisca. Nicoletta, svegliati. Accidenti. Sono io, Antonio. Sono venuto a portarti via. Stai buona ora, eh? Non dobbiamo farci sentire. Sei contenta di andare via di qui, vero? Nicoletta, cerca di stare sveglia. Hai capito? Hai capito?
Prendi gli stivali. Avanti. Dove vanno loro? La signorina non può uscire. Vai, scappa, corri alla macchina! Nicoletta. Vieni, non avere paura. Scusi un attimo. Questa è la sua stanza, signorina, e questa è la sua. Tenga. Grazie. Maurice, sono Antonio Olivieri. Sono a Losanna, ho urgente bisogno di vederti. Va bene. Vienimi a trovare al Continental. Anche adesso, se vuoi. Arrivo subito. Antonio? Come stai? Così. Ti sei messo a rapire la gente adesso, eh? Che vuoi dire? No, lo sanno tutti. Scherzo. Comunque dimmi cosa c'è. Ascolta, non voglio farti perdere tempo. So che sei un amico e devi assolutamente aiutarmi. Che problemi hai? Questa volta è diverso. Ho l'acqua che mi arriva alla gola, capisci? Ho urgente bisogno di soldi, ma mi hanno bloccato il conto in banca. È solo questione di giorni, ma mi devi assolutamente aiutare. So che posso contare su di te. Sai, Antonio, ieri ti avrei aiutato, ma oggi non posso. Vedi, gli affari e i sentimenti non vanno d'accordo. E poi conosci Bolstein, vero? Non posso andare contro di lui. Ma Bolstein non ne saprà niente. Lui sa sempre tutto. E così mi abbandoni. Sei proprio un bell'amico. Mi dispiace, buona fortuna. Allora hai capito? Dobbiamo cambiare albergo. Tanto fai come ti pare. Ma perché? Perché non cerchi di aiutarmi? Non vedi che cosa faccio per te? Perché non capisci? Comincio ad essere stanca.
Lo so. Lo so. Adesso, Nicoletta, cerca di riposarti, d'accordo? Franz, ti ringrazio di essere venuto subito. Devo parlarti di cose molto importanti. Vieni, seguimi. Andiamo di là. Che vuoi? Sono venuto qui, ma non ho tempo da perdere. Ho saputo che stai perseguitando la povera Nicoletta. Io sono stato per anni il confessore di tua moglie, perciò so anche i motivi di questa persecuzione. Io so molte cose, Franz. Che cosa, per esempio? Attento, non fare passi falsi. Benissimo. Cos'è? Una minaccia? Sì, Franz. Sta tranquillo, prete. Sta tranquillo. È nel mio interesse che non le accada nulla. Dottor Bolstein, le ultime informazioni dicono che è disperato. Evidentemente non sa più cosa fare. È perfino arrivato a chiedere soldi a Maurice Leblanche. Liquidiamolo, allora. Ma che non si faccia del male a Nicoletta. Sì, signor Bolstein. Mi rivolgo ai nostri amici. A che cosa stai pensando? A tutti gli alberghi che abbiamo cambiato in questi giorni. A tutti i posti dove non ci hanno fatto entrare. Ti sei già pentito, vero? No, Nicoletta. L'ho fatto e lo rifarei. Non sarei riuscito a vivere con quel rimorso nel cuore. Quante cose sono successe in questi giorni. Ripensandoci quasi non posso crederci. Ma adesso basta scappare.
ce ne andiamo a casa mia. Tuo padre ha mandato qui qualche suo amico. Hanno lasciato il loro biglietto da visita. Un avvertimento. Lasciami andare via. Non voglio più darti noia, Antonio. Io non voglio essere un oggetto di sfida fra te e mio padre. Sta zitta. C'è qualcuno di là. Su di là. Attenta. Presto! È di là. Vieni. È un'emergenza, ci darebbe un passaggio, per favore, almeno fino a un taxi. Va bene, salite. Meno male che il camino funziona ancora. Almeno non soffriremo il freddo. Questo vecchio casolare non lo troveranno. È così lontano da tutto. Era di mia nonna, sai. Ma dopo la sua morte è rimasto semi-abbandonato e non ci ho più messo piede. Quanti ricordi. I bei tempi della mia infanzia. Quante volte ho giocato qui dentro, spensierato, sentendo intorno a me la rassicurante presenza dei miei genitori, finché erano vivi, e di mia nonna, che mi adorava. Erano tempi felici quelli. Come mai la mia vita è cambiata così? Sto bene vestite così? Quelli sono gli abiti di mia nonna, è fantastico. Così le somigli persino, sai? Passava più tempo qui che a Milano. Adorava la campagna e la tranquillità che c'è qui. Vuoi che ti racconti una cosa buffa? Che poi a ripensarci non era buffa, ma bella. Se è bella, raccontamela. Mia nonna era una famosa attrice di operetta e non sai com'era gelosa di tutte queste trine e di questi fronzoli. Pensa che quando ero bambino, pur
pur volendomi molto bene, non mi permetteva di aprire questi cassetti. Però ogni tanto si agghindava tutta e si truccava, solo per far piacere a me. Doveva essere molto bella. Non saprei dirlo ora. Sì. Probabilmente. Ma io la vedevo più che altro come una donna bizzarra. Anche mia madre era molto bella. Io non ho amato che lei al mondo. Non ho mai voluto giudicarla per quello che ha fatto a mio padre. Lei amava soltanto me e forse è per questo che non mi sono mai rassegnata a vivere senza di lei. Stein? Gli amici la chiamavano Nico. Sì, Nico Bolstein. Io sono molto amico del padre. Certo che la ricordo. È stata una mia allieva alcuni anni fa. Una ragazza meravigliosa, piena di giovinezza, di vita, così sensibile. Ma lei perché la vuole trovare? Perché le devo comunicare una cosa molto importante. Vuole aiutarmi? Mi scusi un attimo, la prego. Devo controllare se le mie allieve sono rientrate in classe. Ma certo. Ah, Nicoletta, meno male che ti ho trovata in casa. Qualcuno ti sta cercando. Non so bene perché. Ha detto che è un amico di tuo padre. La cosa non mi persuade. Non parlare con nessuno. Hai capito? Comunque ne riparleremo dopo. Ti telefono più tardi. Mi dispiace, ma è un po' di tempo che non la vedo. Sì, a volte è venuta a trovarmi. È stata Barbara a mandarla da me, vero? E so perché. È gelosa di lei. È stata una mia allieva, anche Barbara. So che Nico frequenta una comunità. Ha provato lì? Sì, ho provato. Ma fra di loro ho trovato molta diffidenza. Bene. Se dovesse rivederla o sentirla, questo è il mio nome e il mio indirizzo di Milano. È molto importante. Grazie infinite. Mi scusi, mi dà l'indirizzo della professoressa Giusti? Non possiamo, è proibito. Sa, vorrei mandarle un regalo. Dei fiori. Per un pensiero così gentile. Ecco, questo è l'elenco dei docenti. Con gli indirizzi. Ecco qui. La faccia presto, eh?
Nicoletta, chiuditi dentro. Nicoletta, la prossima volta che esci, fermi. Ora vieni. Franz? Sono a Roma. Nell'appartamento di un amico, ho fretta. Sì, l'ho trovata. Ascolta, scriviti l'indirizzo e manda qualcuno a prenderla, intesi? No, no, Franz, ora il mio compito è finito. Che venga a prenderla qualcun altro. Qualcuno che le metta un guinzaglio. Ma fatelo subito, altrimenti scapperà di nuovo. Nicoletta, devo parlare con Antonio. Facciamo 2 passi. Hai visto? Non mi ha rivolto una parola, uno sguardo, è una nemica. E ti stupisce? Mi sembra logico, Franz. Ho visto come l'hai fatta riportare a casa. Devi riconoscere che non c'era altro sistema. Guarda, quello lassù è mio figlio Marco. Ah, sì? Ragazzo in gamba, sai? Già. Ora devi sapere qualcosa della massima importanza, Antonio. Quando conobbi mia moglie Lucy ero povero in canna, oltretutto ero rimasto vedovo e con Marco piccolo. Conobbi Lucy a un party, anche lei vedova da poco. Il marito le aveva lasciato un'eredità formidabile. Si trattava di miliardi, terre, fabbriche. Così decisi che sarebbe stata mia moglie. Nel giro di un anno la sposai. Mi stai raccontando la tua vita? Perché, Franz? Perché Lucy, prima di suicidarsi, ha lasciato tutte le sue proprietà a Nicoletta. Ora comincio a capire. Finora ero riuscito a tacitare il notaio e Nicoletta non sa niente, non immagina niente. Ma ora il notaio comincia ad avere paura e vuole rivelare tutto. Dopo anni di lavoro, io e mio figlio Marco ci ritroveremmo poveri come prima. Ho preso accordi con il professor Bauer della clinica Rosenberg di Montreux. Dopo qualche mese di cura la dichiarerà psichicamente incapace. E io sarò nominato tutore dei beni di Nicoletta. Hai pensato a tutto? Vero, Franz? Non posso fare altrimenti. Lo capisci da te? La mia vita contro la sua. Ma non posso portarla io in Svizzera, per evidenti motivi. Già. L'aria della Svizzera non è molto salutare per te, vero? Ma per te è diverso.
è stata sempre il tuo campo d'azione. So che cosa stai pensando, ma tu stesso non sapresti suggerirmi qualcos'altro. E allora niente scrupoli, non abbiamo altra soluzione. Montreux è vicino a Losanna. Non devi fare altro che lasciare lì Nicoletta dal professor Bauer, sbrighi quell'altra faccenda e te ne torni qui. Certo, niente di più semplice. Sarai ben ricompensato, come al solito. In fondo hai fatto di peggio per me. Ah, ecco Marco. Allora, Antonio? Beh, non so. La tua risposta non può essere altro che sì. Ciao Marco, ti sei divertito? Papà, com'era bello lassù! È in partenza dal binario 6, l'espresso per Domodossola, altitudo Losanna, Ginevra. Biglietti, signore, per favore. Ecco il mio. Grazie, signore. Eccoli. Il mio è quello della signorina. Quale signorina, scusi? Ma dove va? Scusi. I biglietti, signore. Nicoletta, smettila. Non fare così. Torna allo scompartimento. Dai, su. Ma che hai? Non piangere. Su, vieni. Adesso basta, eh? Andiamo. No! Lasciami! 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 Vigliacco! Lasciami! Lasciami in pace! Salvo di mio padre! Vigliacco! Vigliacco!
Professor Bauer, sono Antonio Olivieri, mi manda Franz Borstein. Sono stato informato. Piacere. La signorina è nella macchina. Venga, venga. Ben arrivata. Si accomodi. E così ha fatto la sua buona azione. Quel vigliacco di mio padre non ha neanche avuto il coraggio di accompagnarmi qui. Doveva proprio trovare una persona come lei. Lei per i soldi è disposto a tutto, signor Antonio. Ma forse non si tratta solo di soldi. La verità è che siete legati l'uno all'altro a doppio filo. Mi dispiace. Aspetti, l'accompagni lei. Venga, prego. Prego. Qua. Credo che non abbiamo più nulla da dirci. Signor Olivieri. Povera Nicoletta. In fondo mi dispiaceva lasciarla lì. E in che compagnia, poi? Ecco, per lei. Grazie, signore. Grazie per la rapidità con cui ha sbrigato tutto. È una persona veramente gentile ed efficiente. Sempre lieti di agevolarlo. Arrivederci alla sua prossima venuta a Losanna. Arrivederci, a presto. Finalmente Nicoletta era tra le mie braccia. Mi ero reso conto che non ero stato spinto solo dal rimorso nel vederla così fragile, così indifesa. Mi ero anche innamorato di lei.
Antonio, Sì? sai una cosa? Tu sei riuscito a ridarmi il desiderio di vivere. Sai, l'altra notte ho sognato che mi sposavi e che io scrivevo tanti inviti. Che strano. Io che ho sempre voluto sfuggire tutti, volevo rendere tanta gente partecipe della mia felicità. Sbaglio o sta forse proponendomi la sua mano, signorina Bollstein? Certo. A patto che per il giorno del matrimonio tu mi permetta di indossare quello stupendo abito di tua nonna. Nicoletta. Vieni su. Che cos'è? Non lo so. Non è niente. Ti sei stancata? No. Era tutto bellissimo, ma ho solo bisogno di stare un po' così, ferma. Adesso il tuo Antonio va a preparare un po' di vino caldo. E la piccola bambina non sarà più pallida e stanca. Ma tutta rossa e ubriaca. Ritorno subito, amore. Antonio, che succede? Maledizione, ci hanno trovati. Nicoletta, vai di sopra. Nicoletta!
Nicoletta. Tesoro. La schiena mi fa tanto male. Coraggio. Non è niente, vedrai. Antonio. Non parlare. Ti amo. Anch'io ti amo. No, ti prego, non dire più niente. Antonio, non ti voltare dall'altra parte. Ti prego, smettila di piangere. Adesso vai alla finestra, per favore, e dimmi se il cielo è sereno. Sono certa che fuori c'è il sole. Amore, hai ragione. Fuori c'è il sole. È un bellissimo tramonto.
Nel giro di pochi giorni avevo trovato l'amore e l'avevo perso. Franz, ho bisogno di vederti. Sto arrivando. Forse per la prima volta nella vita qualcosa ci unisce. Cosa